Tommasino, vieni. Di domani trovi sempre quando ci sto qui, ma ti si chiudo pianista per caso? Sì. Buongiorno, eccolo qua. Mamma mia, stai diventando sempre più figo e ti vedo sempre più rockstar, devo dire la verità. Allora, prima di cominciare le sfide, le cose, io adesso devo accontentare. Allora, scusate un attimo, devo fare una cosa importante, salutare due persone. Perché Gianni Fiorellino, io ne ho già parlato di queste due persone, però lui ha un fans club con appassionati, ma gente veramente di sangue, di cuore. Gente che mi segue da 20 anni, non ha mai smesso. Ma gente che si scita mattina e pensa a Gianni Fiorellino, se va a cuccare e pensa a Gianni Fiorellino, magna e pensa a Gianni Fiorellino. Ma la canzone Maria Nazionale, pensa sempre sulla Vendais. Allora, io volevo salutare, anzi li devi salutare tu, Gabriele. E Simone. Che è partito. Simone è partito e è andato a vivere a Lodi. Quindi in bocca al lupo 3 volte a Simone e un bacio forte a Gabriele. Tra l'altro ieri sera mi diceva ma l'ha fatta apposta Fiorellino, io vado su Is Scena. Lo so. E che poi casa mia sarebbe stata a 4 km da dove lui va adesso. E qui a 5 km. O tenivi sempre sotto a casa. Sempre. Allora, però aspetta un attimo, per Gabriele, per Simone, ma non solo, perché insomma io conosco loro, ma gli appassionati di Gianni sono tantissimi. Adesso facciamo un attimo, un momento nostalgia, dipende molto da cosa si ricorda Gianni delle sue canzoni, però per esempio io partirei con Panzarotte e Zeppulella. Vieni qua. Grande Morricone. Grande. Sì. Facciamo Nuovo Cinema Paradiso. Senti, facciamo Panzarotte e Zeppulella come se fosse Morricone, però. Dai. Casaburi starà esplodendo proprio che tu dica fare. Facciamola così. Allora la abbasso pure di tonalità così è più intima. Devi. Panzarotte nasceva, senza soldi cresceva, lo girella una casa dall'umidità, ci conosceva e scendeva la marena mattina, ma da strada faceva cavantini caffè e passavo tempo che tutto cambiò e una mattina sotto la pioggia si incontrarono con luce linda, luce appena si guardavano sotto un muro fritto e pieno si vasavano si innamoravano da una chiesa amore eterno si giurarono e Consuelo e Sergiolina si sposarono rindaci e si vasarono con te in casa perché, sì, poi lui quando le canzoni gliele fai così Panzarotte e Zeppulella Saburi difficilmente concepisce è complicato, le hai taccato. Senti, sempre da questo disco facciamola come ti pare, nello stile che ti pare, facciamo Cuttè leggendo fuori una pizzeria che è una roba meravigliosa, Ciarilla che attraversa la via innamorate stritte per la mano rinda che stare che mi pare mi danno con te vicino a me più bella cosa al mondo non ci sta sabato nei palazzi si guarda si ferma gente poi ci fa passare con te fammi a balla per discoteca strada sta città la luce non più ti può bastare a fare chi sti due cuori sto maglione leggero ti viene nei brividi ma io sarò la tua lana l'ombrello dell'anima con te vicino a me sei fatta tardi a casa ma tornò solo amore pioverà Girasole
Ah, boh, gira solo con tutti i secondi. Guarda me l'ha regalato, io me se l'ha pigliato, ma una barchetta di carte me l'ha funnata. Tenere i capelli biondi, guarda le cavallone bianche, tenevo due labbra rosse che lanciavano luci, sulla bugia, scende bugia. Una maglietta verde, una faccella come una pubblicità, un cuore che finestra aperta, cavoli tra sette senza circussare, gira come gira sola, e si fermava solo per far amore, si arrugava carezza una sera e tornava a girare, teneva bene come un latte dei posti belli per l'indemità, e dinta nella cabina tutto quel suo corpo non mi faceva male. Girano come gira sola, e io mi innamorai che lo fiore, ma sto suono è durato una sera, come è brutta sapere la verità. Gira solo non era un fiore, a mezz'anno grado poteva restare. Sono collegato con gli appassionati, io sparo e voglio sta città. Hanno scritto 1000 canzoni, no aspetta, non so io. Hanno scritto 1000 canzoni dedicate a sti guaglioni, tutte rose e sti giardini, cadono in testa la città. Io voglio dicere pure una cosa, ci rimane senza mesi sposa. Se per in un campo e giù, e nel 1997 la mia carriera iniziava così. Con mano sorella e guaglione Bruxelles, la sanità fino in coppa e quartiera, e guaglione Marcellina, la renaccia e la marina, e guaglione Capimonte che di tutta la città, con mano sorella e guaglione Cantè. Se volesse rubare, e io perché non ci muore, tanto sai, ma l'amore non la pensi più, na na ni 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 na. Penso Rossi qua, Una spagnoletta e cottone. Ma quando lieve mano, è una liberazione, chi lo esce do padrone, non ti controlla. Non sospetta di truccare, c'è lui che sta aspettando fuori la fabbrica, non vede l'ora incontrare, e quando va abbracciata, sti bocche incatenate, voi pure per cucite, io figlio d'amore non si fa spezzare. Mi è sempre piaciuto Carosone, però. Sempre. Facciamo la favola, perché insomma. Vabbè. Dai, come. Originale vuoi? È originale. Come se fosse. Che anno era? 99. 99. Come se fosse il 99. È un po' moricone, e lì là scritto in un libro, a scuola raccontano che arriva tu. Favole, in dei film a cartone animato, che si ritrasmettono, suonava tu. O sei rimasta da sola, un grido a nessuno, non voglio suonare, perché la favola lui la radamità, bugiardo come a Pinocchio che ha scritto che i suoni si vanno avverare, lei ha stregato il cuore, ma tu ti eri bella, quella brutta strega un giorno te la pagherà, perché a Biancaneve non la avvelenare.
mi hai fatto innamorare, che mi hai fatto innamorare. Talmente preso Sergio Donati che avevo studiato tutti i microfoni. E vabbè, e davanti a certe canzoni adesso ci prendiamo una pausa, anche perché qui ci stiamo squagliando, devo dire la verità, e ne approfitto, metto un pezzo di Carmine Di Tommaso, così tra poco cominciamo. Sei pronto, Carmine? Questo è un momento magico, siamo tutti in silenzio. Oggi sono stanco di voce. Sì, però devo dire che alle 4, con queste canzoni di Gianni Fiorellino ci sentiamo tutti più giovani, cioè cancello tempo, e quindi è la cosa veramente... 10 anni indietro. 10 anni indietro. Di più. Anche di più. Serginio, facciamo questa, va, sentiamo questa, dal disco. Bene. Allora, volevo leggere un po' di cose. Sono Gianni, Gianni dalla Stadera, e vorrei fare dei saluti alla famiglia Minopoli e vorrei dedicare al mio amore Emanuele Favole, l'hai già cantata, sì. Era per tutti quelli che amano la canzone. Poi, ciao Gianni, sono Mariana da Castelvolturno, un bacio. Buongiorno campione, nel microfono ti prego Gianni, se no ti sente solo tu. Okay. Buongiorno campione, anche se manca il sole, basta vederti ed ascoltarti, vedere ed ascoltare la tua bella musica, porti serenità e gioia nelle nostre case. Grande. Claudia si chiama lei. Poi, un bacio. Buongiorno al presidente Petraroli, al maestro Fiorellino, stamani il top del top, grandissimo, senza offesa per nessuno, il numero 1. Grazie. Poi io, per quanto mi riguarda, dice sei abbastanza maligno, e questo è Gabriele. Vi seguo, un bacio a tutti. Tra l'altro Gabriele mi scriveva in privato, bellissima la canzone di Carmine Di Tommaso, la canzone di Carmine si chiama Come fai? Allora, ciao artista, sono un tuo fan da sempre, sei forte come il conduttore, un abbraccio da Rocco Gitano. Quella, il grande Rocco. Ciao Rocchino, c'ha un figlio che suona benissimo, Rocco. Un bacione fortissimo a Rocco. Sai che Rocco, io ho un ricordo, adesso Rocco, non so se sei all'ascolto, però dico una cosa, fammi sapere se è vera, perché prima, come si chiama quel DJ che ha fatto A far l'amore comincia tu con Raffaella Carrà? Non lo so. Come si chiama? Fargetta, Linus? No, è un DJ strafamoso. David Guetta? Guetta, no, non credo, vabbè, dopo... Carl Cox, chi può essere? Ditemi... Ah, scusatemi, ecco, Bob Sinclair. Bob Sinclair. E okay. Rocco Gitano cantò A far l'amore comincia tu della Carrà, credo in tempi ma molto prima di Bob Sinclair. Fammi sapere, Rocco, se sei all'ascolto, se era quella canzone di Raffaella Carrà. Bene, allora, che volevi? A far l'amore comincia tu. Allora, sì. Leggilo tu, questo qua grigio e quella, vabbè, quella è il io che non ci vedo. come allora, lo interpreto. Dove vogliamo andare con Gianni Fiorellino? Ovunque spacchi. Volevo chiedere ad Ettore, secondo lui è meglio che un artista si adatti o che mostri tutto il suo mondo, spesso anche tosto? Da Emiliana Cantone. Allora. Ciao Emiliana. Ciao. Senti un po'. Volevo chiedere ad Ettore. Vuoi la risposta? Allora, io dico sempre a Serginio, glielo dico in continuazione, il talento c'ha la cazzimma. Cioè, nel senso che per certi cantanti napoletani di grande talento, il napoletano è qua, cantare in napoletano è quasi l'unica via, cioè nel senso che quando cantano in napoletano rendono al 1000 per 1000. Prendi per esempio Gigi Finizio, quando canta in napoletano non ce n'è per nessuno. Quando canta in italiano, per me, sto parlando per me lascia un po' a desiderare. Quando canta in napoletano io lo trovo meraviglioso. Sono d'accordo. Ora, sul fatto di dimostrare tutta il proprio carattere, la propria personalità, uno può farlo anche cantando, certo. Insomma, secondo il proprio DNA e il proprio talento. Soddisfatta della risposta? Soddisfatta della risposta? Facci sapere. Ora, quando io ho ascoltato, adesso per essere precisi, quando io ho ascoltato Overjoyed, cantata da Gianni Fiorellino, è uno che sa cantare, cioè Gianni, ti prego, mica stiamo ancora, stai cantando, non sai cantare. No, ci mancherebbe, Maronna. Però che cosa succede? Che poi un cantante, quando canta il suo mondo, quando canta le parole più adatte a lui, nel tuo caso Casaburi e roba varia,
tu mi arrivi come un treno, come se Frecciarossa, hai capito? lo Io so, lo davanti so. al Frecciarossa mi metto così e tu mi arrivi come È l'effetto un che ha treno. fatto Tunisi 1, per esempio. Quello è l'effetto di Tunisi 1. Capisci? Sì, sì. Ma tu lo sai bene, Come insomma. lo so? Però è bello che un artista vada a cantare in ogni parte del mondo e che insomma, Ma sì, ma come si dire, diverti- tra un carosone e l'altro, tra un pezzo suo e l'altro, ci metta anche Overjoy. No, anche perché lì no? era da regolamento, non potevo fare altrimenti. Insomma, Ed era perfetto, non potevo, insomma, ma cioè, poi te lo potevo puoi- cantare pure un'altra canzone. No, però poi te ho lo puoi scelto quello. permettere, quindi di Insomma, conseguenza. l'ho dovuta studiare moltissimo perché Sì. è complicata, però è bella. Cioè, a me Stevie Wonder mi ha sempre divertito. Se io potessi fare proprio un disco così, insomma. Ma c'ho pure delle cose che ho fatto, però dove le vendi? Ecco, Lì poi passa il Fiorelli- problema vendita. No, no, ma tu figurati. devi stare tranquilla però, tu devi stare tranquilla perché... Però a me dà fastidio il margine. Cioè a me un margine mi danno fastidio, lo so, mamma il confine. mia. Ma perché? Chi lo stabilisce? Nessuno. Cioè Nessuno. Beethoven scriveva che voleva. Nessuno, però, e torniamo sempre al fatto che il Beethoven talento... utilizzava la quintupla, Sì, che non capisco cosa sia, spiegami cos'è. semicroma, breve, Ok. semibreve, semiminima, e poi c'era la quintupla, La che era quintupla. un 128esimo a Sì. movimento. A movimento. Cioè tu fa 1, 2, 3, 4, in questo 1, tra 1 e 2 ci stanno 128 note. Si chiama quintupla. E solo Beethoven faceva questa Solo cosa. lui era capace di farlo, poi la Luadamiese purissimo, gli ha fatto solo delle grandi opere. Con la... No, però Perché quando nessuno fa capire- capiva, cioè il fatto di dire quintupla. Baglioni però ha da fa piccolo grande No, non no, lo è. no. Che ne sappiamo se Baglioni invece facendo Sì. passamene una, che ne so, Jackson era forte pure là. La Pausini l'altra sera Ma insomma, ha dato una grande lezione proprio. Sì? Di Perché no, Io non l'ho guarda, vista, io io non sì. l'ho vista, quindi non Io posso sì, dirtelo. la Pausini è secondo me Eh, una delle cantanti più intelligenti dell'Europa. sì, sono d'accordo con te. Ha un'intelligenza che secondo me un cervello e Staguaglione sarà grande Ha 8 un'intelligenza tonnellate. funzionale. È una donna spontanea, Assolutamente ma che sì. questa spontaneità cioè, è come se già fosse filtrata, non so come dirti. Cioè, che lei non pensi, però già agisce così. Già agisce così. Quindi è grandissima. È vero, questo è vero. È stata in grado Sì. di fare. Arrivava Emma e diceva perché io sono una fan di Emma. Sì, Arrivava l'altro Mengoni che non Perché vedevo l'ora io di so- cantare con te, che era vero, lo so. però ha Lo utilizzato so. l'audience di tutti quanti certo. per fare 6 milioni e mezzo d'ascolti, è logico. regalando le canzoni di Laura Pausini. Sì, ma lei Dopo tra 20. l'altro se ti chiama a cantare è perché veramente ascolta la tua musica, secondo me. Cioè, nel Sì, senso sì, no, che- no, ma è una proprio fatta Cioè, non così, credo che non- sia una che dove è arrivata la Pausini, non c'è bisogno di chiamare Emma per forza, si può fare pure a meno di Emma. Però no, il limite che abbiamo noi, sai qual è? Ecco, bravo. Noi dillo. italiani, Ma che bella cosa che stai dicendo, dilla bene. il sì. limite degli italiani, Sì, ma soprattutto qua, dilla No, bene. no, No, dilla forte, sì. il limite degli italiani, attenzione, degli musicisti italiani, Sì. è quello là di pensare che oltre le nostre competenze, Sì. che ci sono state attribuite da Mamma Italia 2000 anni fa, Eh. non possiamo andare. E non è così, Sì. perché se Mark Anthony chiama Laura Pausini, parlando mi veniva in mente questo, per farsi fuori un duetto assieme, Certo. è perché Kill tiene un'intelligenza che va oltre il suo paese, va Sì. per tutto il mondo. Sì. Capito? Perché noi non dobbiamo sfruttare, aprire i Certo, confini, no? aprire, Cioè, certo. che significa? No, perché a Milano non potremmo cantare uno sì uno, oppure un cantante napoletano non dovrebbe, perché no, per favore, non fai canzoni alla Stevie Wonder, che non le farei mai, non sono in grado. Sì. Per dirti, Eh. mi sto attaccando a una cosa prima. Sì. Però secondo me l'Italia è un paese di grandi musicisti che si potessero fare grandissime cose se dentro di noi non ci fosse questo limite mentale. capito, sì, ma- un limite donoso, no, dell'acquirente, secondo me. Cioè, Provo a fare un attimo un riassunto. Mi stai dando del limitato? no, il limite è nostro dei musicisti. No, sto scherzando. Perché se Sto noi scherzando. proponessimo Sì. una musica, Allora, tutto quello che dici la tu, gente si può pure pigliare. tutto quello che dici tu, però dico, adesso fai i dischi in napoletano. Non cari di mo, anche 10 dischi non era facile, non è quello. Veramente? Almeno per 15 anni. Senti, cantami una cosa. Non ti perdono per 15 anni. Ma no, non mi molli, non ci molla. Avrò 3 figli e 2 cani quando mo tengo solo un cane. Senti, no, voglio sapere una cosa, mi canticchi una cosa che c'hai in testa, inedita, in esclusiva, come fa Barbara D'Urso, siete
siete nel mio cuore e adesso in anteprima in esclusiva Torino, ma ti pare che io posso cantare qua nel tuo programma che è più seguito di tutti? una cosa inedita. Una frase. Fra un quarto d'ora hanno fatto 10 canzoni. Ma una frase. Ma non posso. Ma solo una frase. Ma noi le frasi, allora, le frasi non le lasciamo così, facciamo così. Sono frasi studiate. Facciamo un la la la. Ti posso fare pure nanani. Ecco te cagnate. Niente, che facciamo? È una triade che potremmo fare. Bravo, potremmo fare 9.000 canzoni. No. Servono 8 battute purché sia un pezzo plagiato. 8 battute di un pezzo che ascolteremo chissà, insomma, prossimamente. Non si può fare proprio questo. Mi dispiace, ti canto pure canzone che vuoi tu, ma questo no. Allora, adesso Fiorellino ritorna al pianoforte e mi ha fatto venire la voglia della Pausini, perché poi gli artisti mi aprono la testa e gli artisti servono a questo. Grazie. Solo in no, ma che ce ne importa? Va bene. Senti, prima di ogni cosa... tra le altre cose Pausini per me è una persona carissima nella mia vita, a parte gli scherzi. Allora... Più che altro il suo uomo, Paolo, che lei, però... E mi ha dato una grande mano negli ultimi tempi, mi ha presentato il più grande foniatra del mondo, secondo me, che si chiama Franco Fussi, dal quale sono seguito anche io, per fortuna, insomma, grazie a lei, che era un po' inavvicinabile. Allora, tra poco cominciamo il gioco di Michele Guardì, come Carmine, scusami, non vedo bene Fiorellino, come me l'hai definito l'altra volta, le sfide, io preferisco più Maria De Filippi che Michele Guardì, devo dire la verità. Però prima di ogni cosa, scusami, ciao Gianni, ciao Carmine, sono Rosa da Frattamaggiore e vorrei ascoltare da Gianni Un grande sentimento e da Carmine semplicemente. Un bacio ad entrambi, siete stupendi e soprattutto bravissimi. Grazie. Poi Gianni, sono Diego da Napoli, mi canti Tu ne sei una, la tua musica è la bellezza di Napoli. Gianni, sei fantastico, mi potresti far ascoltare Bella, Luigi da Napoli. Poi ciao, un saluto a tutti voi, grazie, da quando ho scoperto la vostra trasmissione io non ne posso fare a meno. Un saluto a Gianni da Gerardo da Caserta. Gerardo, veramente, siamo l'oppio positivo, sì. Manco più quando dico oppio mi sente Serginio. Allora, ma io oltre. Ok, no, pensavo, ho detto oppio, ho detto mi guarderà. Oppio mio, ok, adesso, tutto ok. Ciao Gianni, sei troppo bella, Marianna da Castelvolturno. E poi a proposito di Rocco Gitano, mi dice che non era A far l'amore comincia tu, ma era un'altra canzone di Raffaella Carrà. Infatti le sfide, mo' mi ha fatto venire a voglia Rocco Gitano, le sfide partono così. Prego Serginio, mettila, scherzavo con Serginio. Da Napoli Gianni Fiorellino e Carmine Di Tommaso. Teneva una maglietta verde, una faccia di come una pubblicità. Ora che finestra aperta, occhi tra sette senza cervessa. Girava come gira solo e si fermava solo per far amore. Salutava e carezzava la sera e tornava a girare. La pelle come un latte in dei posti belli dell'intimità. E tinta una cabina rotta, quel suo corpo nudo mi facetta male. Girava come gira solo e mi innamorava di cuore. Ma sto giorno è durata una sera, come è brutta sapeva la verità. Gira solo non erano fuori, a mezza nucata poteva restare. Penso che ci siamo messi a squadra. No, devo dire la verità, il meglio della musica napoletana e ce l'ho soltanto io. Com'è bella quando si vede solo una mano. Senti, posso mettere una canzone di Zucchero? Zucchero mi piace molto, non so a te. Una canzone di mio padre, lo metti? No, una canzone di Zucchero, Sugar, Fornaciari, perché mi piace molto e mi dà una bella botta di energia. Vai Serginio, vai. Combattete, sì. Evitules fa una cosa rock, però non posso, che è minore il pezzo che dobbiamo fare. È minore, vai. 1, 2, 3, 4. Ma siete forti. Chi lo ammazza per te? Che successo? Ma tu ti rendi conto, Fiorellino, di che uomo fortunato che sono io?
che per lavoro parea, cioè questo è... Mamma veramente, tu perciò sei sempre i sorrisi stampati sulle labbra. Ma siete nel mio cuore, certo. Molto bene, Serginio, buttiamoci sugli anni 70. Ficate su 5 canali televisivi, io sono Ettore Petraroli e con me insomma il meglio del meglio del meglio, Gianni Fiorellino e Carmine Di Tommaso, che come spesso dico è uno dei miei migliori manifesti. Adesso per rispondere a Sanni facciamo una roba... Che dobbiamo fare? È una cosa che ricordi un po' Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, però napolegna. Cioè, copiata, cioè copiamo. Sì. Mi fa innamorare, mi ti si asciuga, mi fa innamorare, nani così, mi fa innamorare, nani dire sempre ti amo, ti amo, ti amo, mi fa innamorare, mi fa innamorare, mi fa innamorare, sempre ti amo, ti amo, ti amo. Vedi, quando si sanno prendere gli spunti. Questo Scusami significa. Gianni, tu te la ricordi Sarà perché ti amo? Com'è che faceva? Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci stai bene, sarà perché ti amo e vola vola si sa. Secco malefico. Ci vuole l'intelligenza però. Che te creriva, sicca. Molto bene. Allora volevo, scusa, ogni tanto lancio messaggi, ma ogni tanto perdo il controllo. Allora tu sai... meglio sicca cagliato però. Allora, senti, tu sai che dalla radio ogni tanto... Chi ne sostanza? Perdonami allora, per questa mia entrata molto galleriesca. Sì, che chiatta? No, chi ne sostanza? Ma io ti voglio così. Allora, le radio nazionali, internazionali, insomma, lanciano di tanto in tanto dei tormentoni. Voi avete mai sentito parlare di un certo Raul Malo? Che qualche tempo fa suonava... Fammi sentire il pezzo, magari lo conosciamo. Serginio, senti un po', si chiama I Said I Love You. Oh, aspetta che non Mi hai fatto scoprire un pezzo bellissimo, ma com'è bella! Bellissimo, subito mi piglia. Allora, però io Ma io già c'ho Serginio a casa che fa questo dalla mattina alla sera. Cuore, se non fosse per st'amore che si è fatto prigioniere, da spezzasse sta catena cuore. Dille la vita mia, Ronaldo, la caccia fa, la gambazzi, poi se il cuore si innamora, non può sapere ragione. Poi ci sei pure ma quando lieva mano è una liberazione, siamo sempre là. Che meraviglia. Incredibile. Scusami, ma a questo punto mi vuoi cantare un po' di Innamorarsi? Perché però la devi fare, ti prego, stile Morricone e strofa ritornello. Io purtroppo sono le parole che mi scordo. Scusami Mauro, ma io faccio... Allora io ti omaggio perché io ritengo che tu sia veramente il padre di tutti noi. Tu sei un cantante meraviglioso, tu lo sai che ti adoro e ancora ti ringrazio che abbia cantato in questa canzone mia. Mauro, sienta. Innamorarsi, che vado come brutto si succede. Innamorarsi, ti scordi chi è voluta bene ieri. Innamorarsi, curiosità nascondere valore. Serve a sto cuore che aveva bisogno forse di vedere. Ma caccia fa, sono vigliacche senza nome scorne, chiudo una caccia e chiudo voglio bene, facendo guerra chi siamo appartati. I
love you. Grande canzone. I love you, veramente. Grande canzone. Molto bene. Che divertimento. Vi farei cantare per ore, però adesso pensavo una cosa, sai, è quando hai a che fare con l'Italia, insomma, con Napoli, e dico con il mondo, invece poi quando hai a che fare con Napoli è un'altra roba. Grazie Sergino. Allora, questa è una delle canzoni più postate su Facebook, nonostante siano passati tantissimi anni. Carmine Di Tommaso e Fiorellino. La posso fare, voglio fare che lì, Sergio? Voglio mangiare un altro grande, tanto tu non sei una gente, non sopporti giù da me. Non ne ho vero che è fernuto tu sta qua, in darraccia chi non sa più a luccare. Non mi caglia le giornate quando tu non puoi, hanno fritto cuore e c'è la libertà. Per tenore sembra un'ora, un po' di più, quando è notte stai scegliendo tu. Questa guerra mente il cuore, quanto tempo durerà? Io l'ho persa, forse tu l'hai vinta già. Se stanotte mi mette paura, giuro noce mi mette a pensare, e mi dormo sul nonno che sta in casa. I ragazzi che sono conosciuti, ma quella che tengo a vedere, tu sei sempre tu, nessuno è meglio di te. Grande Nino. Siamo in atmosfera di omaggi. Voglio suonare una canzone di un artistone al quale io devo moltissimo. Grazie Serginio. Grande Pino. Allora, volevo dire, permettetemi soltanto di dire una cosa, perché ho detto un artistone al quale devo molto, visto che un po' di anni fa si prestò al gioco del litigio in televisione. Quando litigare in televisione ancora funzionava, e litigava con me e mi regalò una botta di popolarità, veramente non dico successo, ma di popolarità infinita, e quindi io devo moltissimo a Pino Mauro, perché poi sai com'è, quando litighi un momento con Pino Mauro è una bella appiccicata. stai litigando con un museo, ecco. Bene, allora Gianni Fiorellino e Di Tommaso. Ma siamo ancora indecisi però. Non abbiamo ancora scelto. Ah no, e Caggia Faggia mettere un'altra canzone. La fai sì? Poi alla fine che mi stai scappando a bocca, la già fa. Tu ne sei uno, fra 3 miliardi di femmine, tu ne sei uno, e non ti posso perdere, perché sei una sono come l'una, è uguale a te, non vedi che ci va nessuno, tu ne sei una, e a me ti fatti scegliere. Tutto quanto mi ripeti, con mai ci compri, tu sei una cosa rara in coppa tu ne sei una. Senti, prima di salutarci, Sergio, io e te veramente siamo soddisfatti. Allora, per Simone che adesso fa l'emigrante, vorrei che tu soltanto per lui mi dedicassi a lui e cantassi un po' di Sidda mia, se fosse possibile. Sidda mia raga bene, Sidda mia in te pensieri, Sidda mia quando mi spuogli, Sidda mia quando mi brogli, Sidda mia gocci per gocci, tutta un po' sotto doccia, a dicembre sotto la pioggia, quando mi vuoi riparare, Sidda mia quando fai male, quando mi fai scuro cielo, quando mi scapaccio cuore, non mi saccio di bella, Sidda mia passa per passa, Sidda mia con tutto l'ogno, quando mi mana castagna, venga notte a te mangiare, Sidda mia perché sei bella, tu ci hai stelle tutte stelle, si ti perde manca la luce, e se stu da vita mia.
Sidamira com'è? Sidamira Capopera. La Capopera. Beh, senti, ma oggi sei in diretta tu? Oggi dalle 16. Ecco, allora ti lascio andare perché così ti riposi. Ho un appuntamento allo studio alle 1:30. Ecco, no, ti lascio andare. Però volevo dire, sai i conduttori come fanno che incastrano gli artisti in onda? Sai Barbara come fa? Sei nel mio cuore, ma... dici? devi tornare. Allora... Ah no, ma tu mi avevi detto ogni venerdì, Sì, non mi ricordo male. No, ma aumentiamo. Cioè, Addirittura. No, Allora devo cambiare la macchina, perché che si consuma assai. Perché che macchina c'hai? Ma scusa... Mi viene appigliato a casa, che non è un bello perito, capito? Ma che macchina c'hai? Ma che macchina c'hai? No, una macchina a benzina, c'è una macchina diesel. Ecco, ma abitate lontani? Ma scherzo, te venga a pigliare io a te, venga a pigliare a casa, venga a pigliare a venire sé, a prendere me a San Giorgio a Cremano è una cosa un po' difficile. E quello è il problema, scusi, caso 10 minuti da San Però Giorgio. facciamo una cosa, aumentiamo... Ti metto lo chauffeur? Aumentiamo questo, già ce l'ho, è nel contratto con la Cici Records. No, Bene. però volevo dire una cosa, aumentiamo questi giorni, insomma. Voi fate, io dico. Vediamoci nei giorni dispari. Cioè un lunedì, un mercoledì, un venerdì. Tutti e 3 giorni. Fiorellino, ti prego, tanto guarda il mese di giugno. Quando ci mi aiuta a dire? Questo paese roso. Quando vuoi tu, io anche la notte per te No, corro. secondo te in diretta mi puoi dire di no? Cioè, perché No, ti ho detto quando vuoi tu, anche la notte corro. Quindi che Sì, ma fosse dia notte, mi facessi in onda notte. Purtroppo in onda la notte. L'ha detto! Non mi mandano. No, però, allora, ci vediamo la settimana prossima? Sicuramente sì. Ecco, Sto qua con te. Lunedì, mercoledì e venerdì? Lunedì io torno da Palermo Quindi- alle 10 e se sono vivo passo da te. Questo lunedì, perché quindi- parto alle 7 del mattino. Quindi ci vediamo mercoledì e venerdì, poi insomma È andata. andiamo a giro È andata fatta. per il mese di giugno. È andata fatta. Va Allora, bene. ti libero, così vai a Poi fare la televisione, vai a fare quello che insomma ti pare, vai all'appuntamento, fai belle cose, ci vediamo la settimana prossima. Da tutti gli appassionati di Fiorellino i giorni diventano 3 e così giochiamo, ci divertiamo. Dire tu. Ciao a tutti. State buone. Allora,